Inceneritore era l'incontro che si doveva organizzare in ben quattro località, a partire da Este, poi Schio, poi Padova stamattina e Mestre oggi pomeriggio. Abbiamo sostituito con questo Zoom, a cui sono presenti Gianni Tamino, che aprirà con il primo intervento, Massimo Piras da Roma del Movimento Legge Rifiuti Zero, che è stato sostanzialmente la persona che ha promosso questo incontro attraverso Giancarlo Cicchinato, e poi Franco Rigosi di Medicina Democratica. Vi prego di chiudere tutti i microfoni, tutti, fuorché quello di Gianni Tamino, a cui cedo volentieri la parola. Gianni, a te. Va bene, grazie anzitutto dell'invito e parto con una presentazione che in una ventina di minuti vorrei farvi vedere. Farò un discorso generale sugli inceneritori e in particolare, visto che questa mattina non c'è stato l'incontro di Padova, parlerò anche dell'attualità della questione della possibile quarta linea che ERA propone per l'inceneritore di Padova. Quindi partiamo subito con il dato positivo che ha spinto un po' questi incontri, ma di questo poi probabilmente parlerà di più Massimo Piras, lo anticipo soltanto dicendo che lo sblocca Italia è stato bloccato sia dalla Corte di Giustizia europea sia dal TAR del Lazio, in particolare perché non si può esentare questi impianti dalla valutazione ambientale strategica, ma questo di fatto ha un effetto a catena che potrebbe essere per noi molto favorevole, comunque rende meno facile la costruzione di nuovi impianti. Purtroppo però nel Veneto abbiamo la situazione grave della ipotesi di rilanciare l'impianto di Fusina e l'ipotesi di ampliare l'impianto di Padova con una quarta linea. Io voglio ricordare a tutti qual è la motivazione per cui riteniamo assolutamente inaccettabile l'uso di impianti di incenerimento per la gestione dei rifiuti. Anzitutto va ricordato che noi viviamo in una società industriale che ha imposto una civiltà lineare in un ambiente naturale che funziona in modo circolare. Il sistema circolare naturale è quello che possiamo vedere andando in una foresta, in un bosco, in un prato, guardando un qualunque ecosistema, come può essere un lago, una zona di mare. In pratica tutti i processi naturali hanno come caratteristica quella di avere come fonte di energia l'energia solare e grazie alle piante e alla fotosintesi delle piante questa energia solare viene trasformata in energia chimica di legame perché l'energia del sole permette di riunire due molecole, quella di acqua e quella di CO2, in zuccheri liberando l'ossigeno. Scusa Massimo, Luisa, chiudete i microfoni, si sentono rumori. Massimo, Luisa, chiudete i microfoni, grazie. E Daniela anche. Va bene, posso riprendere? Sì. Vai Gianni. Allora, dicevo, quindi la fotosintesi è il modo per catturare l'energia solare e grazie a questa energia che viene inglobata nell'energia di legame degli zuccheri, tutte le attività metaboliche delle piante e degli animali che mangiano piante e degli animali che mangiano animali sono possibili, cioè praticamente tutta l'energia degli ecosistemi e della biosfera fluisce a partire dall'energia solare, poi grazie alla fotosintesi. Però questo sistema è ciclico perché accanto alla fotosintesi vi è la respirazione, in pratica una reazione esattamente identica ma di direzione opposta alla fotosintesi. Cioè se con la fotosintesi noi trasformiamo CO2 e acqua in zuccheri e liberiamo ossigeno, al contrario con la respirazione consumiamo l'ossigeno per ossidare gli zuccheri e liberiamo CO2 e acqua. È un ciclo. Praticamente tutta l'attività dei sistemi naturali è basata su un continuo riciclo della materia reso possibile da una fonte di energia esterna al sistema. Al contrario, dopo la rivoluzione industriale soprattutto, i processi produttivi sono realizzati bruciando materia, energia fossile o biomasse, e sono lineari, e un processo lineare ha come conseguenza, lo vedete anche in questa immagine,
l'esaurimento delle materie prime e delle fonti fossili da una parte, un processo produttivo che produce oltre al prodotto commerciale i rifiuti e inquinamento, un prodotto commerciale che nel più breve tempo possibile diventa a sua volta rifiuto e produce inquinamento. In pratica, con questo sistema lineare si trasforma sempre più velocemente materie prima in rifiuti e inquinamento. Voglio mettere in evidenza una cosa: mentre in natura l'energia, quella del sole, i fotoni, sono utilizzati per riciclare la materia, nei processi produttivi umani, industriali, ma anche agricoli in gran parte, si utilizza la materia bruciandola per ottenere energia. Cioè è l'opposto. Da una parte usiamo l'energia per riciclare la materia, dall'altra bruciamo la materia per ottenere energia e bruciando la materia impediamo il suo riciclo perché si disperde in una quantità enorme di molecole assolutamente non più riutilizzabili. E voglio anche ricordare che il problema dei rifiuti è soprattutto un problema recente, cioè del secondo dopoguerra, quando all'aumento della produzione dei rifiuti si è associato la riduzione della biodegradabilità dei rifiuti proprio per effetto di questi processi industriali. L'idea di bruciare i rifiuti è assolutamente priva di senso, perché a fronte di una produzione di energia minima di calore e energia elettrica, noi abbiamo una perdita di energia netta che è l'energia contenuta nei legami chimici di quello che bruciamo e che potrebbero essere utilizzati come materia e quindi recuperando appieno la sua potenzialità energetica. Dall'altra parte, bruciando la materia produciamo inquinamento, ma non solo, produciamo di fatto più prodotti di reazione di quanto non siano i prodotti di partenza, perché la combustione aggiunge ossigeno e azoto, cioè i componenti dell'aria, ai prodotti di reazione. Scusate, devo silenziare tutti. Gianni, tu riaccendi il tuo. Sì. Ecco, io ho riacceso il mio, mi sentite? Sì, gli altri lasciano per favore spento il microfono, tutti. Quindi spiegavo che per effetto del fatto di usare aria nella combustione, noi non solo abbiamo una perdita netta di energia, la vedete qui, che attraverso la combustione praticamente abbiamo un recupero modestissimo di energia, mentre invece con il recupero della materia, pensate alla carta, noi recuperiamo l'80-90% di tutto quello che c'è, al massimo perdiamo un po' per il trasporto e per lavaggio o pulizie di vario genere. Quindi non si guadagna energia, ma quello che va detto è che noi per ogni chilo di materiale incenerito otteniamo qualcosa come 3 kg di sostanze conclusive, perché abbiamo un 25-30% di scorie e ceneri, ma poi abbiamo tutti gli inquinanti che, seppure volatili, possono essere pesati. Quindi, alla fine, noi aumentiamo la quantità di rifiuti e dell'inquinamento e quindi non risolviamo il problema, anzi lo peggioriamo, perché tra l'altro poi i rifiuti solidi, le ceneri pesanti e le ceneri volatili, sono ben più tossiche dei rifiuti di partenza. Quindi abbiamo un peggioramento in termini ambientali, abbiamo un aumento di produzione di sostanze chimiche e un aumento di produzione di sostanze come la CO2 rilevanti per quanto riguarda l'effetto serra. Per quello che ho detto, va chiarito anche che gli inceneritori non eliminano, come qualcuno dice, le discariche, anzi abbiamo bisogno proprio per quella parte di ceneri e ceneri tossiche di rifiuti, di discariche per rifiuti speciali. Possono anche essere messe nei cementifici, ma il risultato non è certo dei migliori, in termini ambientali è ancora peggio. Allora, se teniamo presente che la combustione non è in genere presente nei processi naturali, perché la combustione è un incidente di percorso a livello naturale, sono, fulmini,
qualche volta vulcani, rarissime autocombustioni, ma di fatto oggi le combustioni sono essenzialmente provocate dall'uomo, e ogni volta che bruciamo qualcosa, inevitabilmente, poiché in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, si produce una gran quantità di inquinanti. E non solo quelli più noti, tipo l'anidride carbonica che ha effetto serra, gli ossidi d'azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, metalli pesanti, ma anche composti cancerogeni come alcuni metalli pesanti, ma poi le PM10, 2,5, ricordo che lo smog è ritenuto agente cancerogeno certo dall'Agenzia internazionale per le ricerche sul cancro, e in particolare le polveri sottili, ma poi anche idrocarburi policiclici aromatici e diossine, composti altrettanto tossici, pericolosi e cancerogeni. Lo vediamo l'effetto delle combustioni con un effetto al computer, cioè colorando dal giallo al rosso scuro le zone più ricche di ossidi d'azoto. E chiarisco una cosa: ogni volta che c'è una combustione, poiché noi usiamo non ossigeno ma aria che comprende all'80% azoto, si formano ossidi d'azoto. Quindi la misura degli ossidi d'azoto è la misura delle combustioni che si realizzano in quelle zone e dell'inquinamento conseguente. Come potete vedere, le zone più inquinate del mondo sono alcune zone degli Stati Uniti, della Cina e dell'Europa. E in Europa la zona più inquinata in assoluto è la pianura padana. Come vedete a destra di questa immagine qui, questo non è nebbia, questo è lo smog, agente cancerogeno. Ricordo che a livello europeo noi abbiamo dei criteri che distinguono per fortuna quello che è l'inquinamento da emissione rispetto all'inquinamento da immissione. E questo viene spesso dimenticato o confuso. Una cosa sono i limiti di legge per singola fonte di inquinamento, altra cosa è la somma di tutte le fonti di inquinamento nel punto in cui mi trovo. Allora, anche se un impianto è a norma di legge come singolo impianto, la somma degli inquinanti prodotti da quell'impianto insieme con tutti gli impianti circostanti, compresi quelli mobili delle automobili e dei mezzi di trasporto, può far sì che la somma sia fuori legge. In questo caso è obbligatorio andare a ridurre tutte le fonti di inquinamento, e quindi parlare di rispetto delle norme di legge per singolo impianto non ha nessun senso. La normativa sull'aria ambiente, quella cioè delle emissioni, prende in esame varie sostanze, tra cui molto importanti per le combustioni gli ossidi d'azoto, le polveri sottili, ma anche l'ozono, idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti. Va ricordato appunto che attualmente noi ci troviamo in una situazione per cui, se ci limitiamo solo ad alcuni tipi di inquinanti come le polveri sottili, che sono quelle che veicolano poi al loro interno anche le sostanze più pericolose, cancerogene, come i policlorobifenili, i metalli pesanti, i furani, i PCB, eccetera, e le diossine, scusate. E ricordando che ogni aumento di 10 microgrammi per metro cubo, questo lo ricordiamo perché dopo ne parlerò con riferimento all'impianto che userò come esempio di Padova, di PM2,5, si ha un incremento del 6% del rischio di morte per ogni causa, del 12% per le malattie cardiovascolari, del 14% di cancro al polmone. Ricordo che sono particolarmente rilevanti le polveri molto sottili, perché più sono sottili, aumenta il loro numero e aumenta la superficie totale, che è quella che conta in termini di reale impatto. Quindi dire che un impianto ha i filtri che riducono del 90% la quantità delle polveri non significa niente, perché se mi resta anche soltanto l'1% di polveri molto sottili, per esempio di dimensioni di peso 1 rispetto a peso 10, essendo volumi, io ho comunque che anche riducendo il 90% mi è rimasto quasi tutto, perché l'ordine di grandezza è 1000 volte, cioè 10 in peso significa in quantità di particelle 1000 di differenza, quindi ridurre del 9% il peso non significa, del 90% il peso significa ridurre di pochissimo il numero delle particelle totali.
Poi va ricordato che gli ossidi d'azoto, ossidi di zolfo e altri composti possono dare origine, come l'ammoniaca, particolato secondario che spesso è 3-4 volte il particolato primario, ed è l'insieme di tutti questi che determinano poi la tossicità dell'aria. L'altro discorso da fare, ma varrebbe anche per i PCB, in parte per gli idrocarburi, in parte per gli idrocarburi policiclici aromatici, per alcuni metalli, in genere i composti cancerogeni, va ricordato che quando vengono emessi hanno un effetto di bioaccumulo lungo la catena alimentare, perché ovviamente un erbivoro deve mangiare un volume 10 volte maggiore nel corso del tempo rispetto a quello che assimila, cioè per assimilare uno deve mangiare 10. Quindi i composti liposolubili come le diossine che si concentrano nei grassi, succederà che resteranno tutti nell'erbivoro anche se il volume è ridotto di 1/10. È come dire che la concentrazione è moltiplicata per 10. Questo vale anche nel passaggio da erbivori a carnivori, e quindi noi, da partire da valori ambientali 1, possiamo arrivare a 10 nelle piante, 100 negli erbivori, 1000 nei carnivori. Questo va tenuto presente perché dire che le concentrazioni emesse sono non pericolose semplicemente perché si rispettano i limiti non vuol dire nulla. Noi dobbiamo andare a vedere cosa succede alla fine nella quantità, nella finale, nell'aria che troviamo e in quello che si accumula negli organismi viventi, in particolare poi nelle donne incinte e nelle donne che allattano, perché attraverso la mobilizzazione dei grassi durante la gravidanza e durante l'allattamento, il grasso che c'è nel latte, si ha il trasferimento di queste sostanze. E ricordiamo che non conta quant'è la quantità di una sostanza per metro cubo, che è quello il limite di legge, ma quanti metri cubi vengono prodotti da un inceneritore, che è direttamente proporzionale alla quantità di materiali inceneriti. Ricordo che a livello di normativa comunitaria, ma anche italiana, gli obiettivi devono essere la riduzione dei rifiuti a monte, il riuso e il riciclaggio. La questione della gestione finale dei rifiuti è marginale se noi realmente realizziamo riduzione, riuso e riciclaggio. Come io faccio parte di ISDE, Medici per l'Ambiente, da tempo abbiamo messo in evidenza che non si può fare una gestione sostenibile dei rifiuti se non abbiamo come obiettivo il recupero della materia e non certo di quella misera energia, e che quindi dobbiamo usare la leva fiscale mediante incentivi e disincentivi per disincentivare ciò che è sbagliato e incentivare ciò che è giusto, mentre si è fatto fino adesso tutto il contrario, si è incentivato l'inceneritore, che è il metodo sbagliato. Gianni, 5 minuti. Sì, ricordo soltanto che vari lavori, vi cito soltanto questo qui per esempio coreano, mostra che l'inceneritore è la principale causa di emissione delle diossine, quest'altro che, sempre coreano, che le emissioni nell'aria di un inceneritore sono piccole, ma il carico poi diventa significativo quando abbiamo a che fare con un gran numero di persone, che le emissioni derivanti dagli inceneritori in un contesto urbano portano inevitabilmente all'aumento dei metalli pesanti, soprattutto nei bambini. Greenpeace ha messo in luce come le diossine nel latte sono maggiormente presenti nelle zone dove vicino abbiamo degli inceneritori. E non da ultimo voglio ricordarvi che in Danimarca, che viene sempre citato come esempio, hanno recentemente, 18 maggio 2020, detto che bisogna farla finita con gli inceneritori, più riciclaggio, un'economia circolare e meno combustione. Due parole soltanto veloci per quanto riguarda l'ipotesi quarta linea a Padova. Va ricordato che Padova ha già 3 linee, che abbiamo già una potenzialità di oltre 200.000 tonnellate all'anno di gestione, anche se attualmente ne vengono utilizzati circa 170.000. L'autorizzazione integrata ambientale prevede dei limiti di legge leggermente inferiori, dei limiti diciamo di autorizzazione leggermente inferiori ai limiti di legge per i vari parametri, ma questo vuol dire poco, perché quello che conta sono le quantità enormi di fumo che noi dobbiamo tenere presente. Parliamo di 4 milioni di metri cubi al giorno, e quindi il fatto che si proponga questa quarta linea non ha nessun significato, perché attualmente il piano dei rifiuti regionale non lo prevede,
e già autorizza a bruciare più di quanto riesca a bruciare ERA a Padova, non si sa da dove verrebbero i rifiuti, tenuto presente che già oggi serve per tutta Padova, per la provincia, e se facessimo una seria politica di raccolta differenziata arriveremmo a dimezzare quello che è la quantità di rifiuti che oggi mandiamo all'inceneritore. Allora a cosa serve la quarta linea? Questa è la prima domanda da farci. Poi viene detto che i rifiuti sono diminuiti, è vero. Loro cosa fanno? Hanno aumentato negli ultimi anni la quota di rifiuti speciali e ridotto quella di rifiuti urbani. Quindi il vero obiettivo è il business legato a questo tipo di situazione. Ricordo che comunque il 25% dei rifiuti in entrata diventano rifiuti più pericolosi, questi sono i dati dei fanghi, ceneri pesanti, ma in più abbiamo una gran quantità di additivi pericolosi che vengono aggiunti, ma non ne basta. Tutti gli inceneritori consumano combustibili, gas naturale in particolare, ed energia elettrica che va detratta dal cosiddetto rendimento dell'inceneritore. Questi sono i dati che non vi sto a elencare, di tutto l'inquinamento delle varie linee che riporto, ma mi limito soltanto a una conclusione che viene fatta qui, e cioè che considerando quello che dice ERA, ogni giorno noi abbiamo 1,5 kg, diciamo, di acido cloridrico, che però vuol dire mezza tonnellata all'anno, abbiamo 133 quintali al giorno di ossidi d'azoto che poi danno origine alle cosiddette polveri secondarie e di per sé sono pericolosi, ma questo vuol dire 48 tonnellate all'anno. Abbiamo 3 kg al giorno di polveri che insieme con quelli secondari derivati per esempio dagli ossidi d'azoto, vuol dire minimo 10 kg al giorno di polveri sottili, che vuol dire da 1 a 4, portando anche il resto, tonnellate all'anno. Questo può sembrare poco, ma significa che questo è quello che noi respiriamo, e tanto per avere un'idea, già i 3 kg sono sufficienti in 10 giorni, ricordiamoci che le polveri non cadono, restano a mezz'aria, per aumentare di quei 10 microgrammi pericolosi per la salute 3 km cubi, quindi non sono trascurabili. Se consideriamo che invece di 3 sono 10, voi capite che l'aria in cui intorno all'inceneritore, certo, soprattutto intorno all'inceneritore, però è grave. Poi il mercurio, le diossine. Diossine sono 1,6 microgrammi all'anno, nel 2016 erano di più. Questo valore può sembrare poco, ma ricordo che le diossine sono pericolose a picogrammi, cioè a miliardesimi di milligrammo. Se noi portiamo al calcolo per 10 anni tempo di emivita delle diossine, le quantità emesse dall'inceneritore, viene fuori che la dose massima, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è raggiunta per l'equivalente di 200.000 persone. Chiaro, non saranno 200.000 persone che respireranno queste quantità, ma potenzialmente è una quantità sufficiente a raggiungere la dose massima ammissibile all'anno per 200.000 persone. Non è una cosa di poco conto. Insomma, non va tutto bene solo perché i limiti sono all'interno della legge, altro che quarta linea. Noi dovremmo invece continuare con la raccolta differenziata dei rifiuti, e concludo dicendo: a San Lazzaro vogliono fare anche il nuovo ospedale di Padova, come dire, come provocare le malattie per poi curarle. Mi fermo qui perché ho superato il mio tempo. Massimo Piras, ci sei? Ciao a tutti, grazie che riusciamo finalmente a sentirci. Grazie a Gianni dell'introduzione che ha fatto, ovviamente sempre di alto livello. Io quell'intervento che volevo fare è un intervento, diciamo, più politico, tra virgolette, nel senso che sappiamo bene qual era la situazione da cui partivamo. Nel 2016 il governo Renzi discuteva in Europa di economia circolare e approvava in Italia lo sblocca Italia, cioè veramente un governo decerebrato che faceva il contrario di quello che approvava in Italia in Europa. Questo è stato in qualche modo uno dei principali motivi che ci ha indotto a dire che l'economia circolare che noi cerchiamo
in qualche modo di far partire già dal 2017, abbiamo dato un contributo sulla consultazione pubblica sul pacchetto dell'economia circolare. Il principale ostacolo era la presenza di questa normativa che andava nel senso opposto. Però tra l'altro credo che sia noto a tutti che rispetto a questo ci saremmo aspettati che il governo 5 Stelle Lega o 5 Stelle PD attraverso il ministro dell'ambiente Costa avesse provveduto con 5 minuti a azzerare un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del governo precedente, che si presuppone fosse di segno opposto a quello attuale. Questo non è stato, nonostante tutto, nonostante che Costa abbia continuato a dichiarare che lui è contro gli inceneritori, di fatto non hanno mosso neanche l'unghia del mignolo. Ecco, questo è un problema secondo me rilevante, perché l'Italia è una delle poche nazioni che aveva questa normativa totalmente all'opposto dell'economia circolare, che è stata poi adesso il 3 settembre recepita anche ufficialmente con i 4 decreti legislativi. Ricordiamo, tanto per ricordarlo, 2 sono i punti centrali della 851, la direttiva, quella sui rifiuti, quello che ha illustrato Gianni è quello principale, che dice che l'economia circolare si occupa di riduzione, di riutilizzo. Attenzione che nessuno parla mai di riutilizzo, e il riutilizzo è una delle fasi che non esiste in Italia, è puramente sperimentale, e del recupero, ma è recupero di materia. Ricordo che ancora nel 2019 il Parlamento europeo ha bloccato i finanziamenti a tutta la filiera del rifiuto non differenziato, quindi l'impiantistica riguarda TMB, inceneritori e discariche, non può essere più finanziata con i fondi di coesione e con i fondi europei. Quindi l'unico organo che ha dato un segno di vita in questo caso è stato il Parlamento europeo. Il governo italiano si è ben guardato da fare questo. Noi, come sapete, abbiamo impugnato e abbiamo costruito questa cosa in 4 anni, e credo che la mossa che si è rivelata utile in questo, a differenza di altri ricorsi, perché ricordo che sono stati presentati perlomeno altri 4 ricorsi oltre al nostro, è il fatto che noi abbiamo richiamato la necessità di non arrivare alla Corte Costituzionale per incompetenza del TAR Lazio rispetto alla normativa nazionale e quella europea, perché la Corte Costituzionale bocciò il ricorso della regione Lombardia all'epoca sulle stesse argomentazioni. Noi chiedemmo invece che il TAR Lazio mandasse in qualche modo all'esame della Corte di Giustizia europea come soggetto terzo. In effetti questa è la mossa che ha funzionato. La Corte di Giustizia europea di fatto ha fatto il suo lavoro, anche se ha fatto un po', come dire, un discorso da Ponzio Pilato sulla preminenza degli inceneritori. Ha detto che sì, li potete anche definire preminenti, se proprio ci tenete a questa parola, a patto che non ci sia un danno sull'ambiente e sulla salute umana come previsto dalle norme che sono gerarchicamente superiori. Quindi in qualche modo ha richiamato il fatto che la semplice definizione di preminenza non scavalca il danno ambientale, che deve essere assicurato che non ci sia. Ovviamente la vittoria è stata conseguita pienamente sulla mancata VAS, perché la mancata VAS è stato riconosciuto non solo la violazione della direttiva, ma questo è un fatto importante, secondo me, che non so se qualcuno di voi l'ha rilevato leggendo la sentenza. È stata riconosciuta la compressione dei diritti di partecipazione delle comunità territoriali. Credo che il TAR Lazio, insomma, a sorpresa abbia fatto un buon lavoro. Ultima cosa che ricordo rispetto alla sentenza è una cosa per noi molto importante. Come Movimento Legge Rifiuti Zero per l'Economia Circolare, che è un'associazione di promozione sociale che finora era un'associazione non riconosciuta, con questa sentenza, dato che il TAR Lazio, oltre all'associazione VAS Onlus, che è un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, di fatto, essendo noi citati nella sentenza,
siamo stati in qualche modo parificati alle associazioni ambientaliste riconosciute. Questo è un fatto fondamentale, perché da adesso in poi noi siamo titolati a ricorrere su atti ministeriali e atti governativi che incidono sulla salute e sull'ambiente. Credo che sia importante, perché semplicemente per ricordare ancora una volta che le grandi associazioni ambientaliste, Lega Ambiente, WWF, eccetera, eccetera, se ne sono ampiamente fottute di ricorrere rispetto a questa porcheria dello sblocco Italia. Hanno fatto il gioco delle tre scimmiette e quindi sono state zitte e hanno in qualche modo assecondato la politica. Ecco, questo per chiudere sulla sentenza. Oggi la sentenza ovviamente produrrà diversi effetti. Per quanto riguarda voi, uno degli effetti che produce è il bloccare il potenziamento dei 42 impianti esistenti, e questo non è poco. Io credo che ne siano stati adeguati al massimo carico termico pochi, non molti. Non ho un dato concreto, credo che in Lombardia 3 o 4 impianti hanno chiesto l'autorizzazione al massimo carico termico, ma gli altri 10 ancora no. Ricordo che il potenziamento al massimo carico termico comporta 1 milione di tonnellate annue di incenerimento in più, e i nuovi inceneritori avrebbero comportato 1,8 milioni di tonnellate di incenerimento in più. Quindi saremmo passati da 6,2 a circa 9 milioni annui, cioè l'aumento del 50% dell'incenerimento. Questo è l'aspetto criminogeno di questo decreto. Ora, il blocco del potenziamento è un fatto secondo noi molto importante, riguarda anche voi, riguarda Padova, riguarda la Lombardia che ne ha 13 di impianti, riguarda l'Emilia, ma riguarda anche il fatto che non vi dimenticate che nello sblocco Italia c'era un'altra norma infame che diceva che erano soppressi i limiti geografici regionali, per cui si andava alla possibilità che la Sicilia poteva portare con corsia privilegiata i rifiuti urbani e inceneriti in Lombardia, privilegiata rispetto ai rifiuti speciali della Lombardia, per esempio, che sono stati degradati pur essendo, come dire, di prossimità rispetto a quelli siciliani, di fatto diventavano la terza corsia dopo i rifiuti urbani delle altre regioni. Quindi questo turismo dei rifiuti in qualche modo è stato ideato da Renzi. La soppressione del DPCM comporterà anche l'annullamento e il ripristino dei confini territoriali di trattamento, che non è poco, perché significa che comunque sia ogni regione dovrà fare i conti con la propria situazione. Vi ricordo un'altra cosa non secondaria: nella direttiva 851, che è stata recepita adesso col decreto 116, viene citato il fatto che le nuove norme comportano l'adeguamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti. Cioè non è che dice: io ho fatto il piano di gestione regionale l'anno scorso, 2 anni fa, e ormai quello è vigente. Non è così. Tutti i piani regionali devono essere sottoposti a revisione in base alle nuove norme, che sono le norme statali di riferimento. Quindi, non so da voi il piano regionale del Veneto quando è stato adottato, non credo recentemente, e credo che questo possa essere un vostro obiettivo principale. Da noi nel Lazio, voi sapete, è una cosa ancora calda, un piano di gestione rifiuti di Zingaretti che tra l'altro non risponde alle norme che erano già in atto di recepimento. Però se il vostro è ancora più vecchio di un paio d'anni, sicuramente questa è un'azione importante da fare: chiedere la revisione del piano di gestione alla luce delle nuove norme statali. Ora, questo è un po' il quadro, diciamo, dal punto di vista normativo, oltre al fatto che ovviamente l'incenerimento è diventato un presmaltimento, perché il recupero di energia, che non è solo l'incenerimento, è anche la produzione e la combustione di biogas e biometano, attenzione, perché anche lì parliamo di recupero di energia. La classificazione che è stata in qualche modo degradata
è l'impiantistica per la produzione di energia. Quindi anche i cementifici che bruciano CSS vengono degradati perché tutto quel materiale non rientra più negli obiettivi dell'economia circolare e quindi di fatto non conta, anzi crea un problema perché viene portato in qualche modo come un obiettivo negativo rispetto agli obiettivi fissati dall'Europa, anche se sono obiettivi al 2035, perché ovviamente e anche se sono obiettivi che non si sa se saranno conseguiti, perché gli obiettivi, voi sapete, si fanno a 10-15 anni, poi beato chi ci arriva e beato chi li consegue. Però in linea di massima per ottenere i finanziamenti uno dovrebbe dimostrare di essere in linea con quegli obiettivi e di avere dei progressi negli anni che verranno, perché sennò non si capirebbe perché si fissano questi obiettivi. Ultimo punto, ripeto, politico. La vittoria del movimento, che è stata la vittoria di tutti quelli che hanno partecipato a questo ricorso, ISDA Italia in primis, che ci ha dato un contributo sull'aspetto della memoria di carattere tecnico-scientifico, ma anche i comitati di Acerra, di Venafro, che si sono in qualche modo affiancati a noi sin dall'inizio, i comitati di rifiuti zero della Sicilia, che hanno fatto l'adjuvandum anche un po' all'ultimo momento, però hanno capito che lì hanno un grosso problema di 2 grandi inceneritori previsti. Tutto questo e il fatto che il governo del cambiamento non abbia mosso un'unghia su questo, secondo noi porta oggi a dover farsi in qualche modo un esame di coscienza se basta affrontare al TAR queste questioni o se serve a cominciare a riflettere su un movimento politico vero ambientalista che dovrebbe cominciare a mettere radici, ma non partendo dai partiti che si definiscono ambientalisti, partendo dai comitati che concretamente hanno lavorato e combattono sul territorio e spendono soldi per i ricorsi e spendono migliaia di ore di lavoro per far capire alla gente. Ecco, partendo da questi si può costruire un movimento che abbia come obiettivo il discorso innanzitutto di un ambiente salubre, perché avere un ambiente salubre significa porre le condizioni di poter permanere in quel territorio, sviluppare, costruire, intraprendere lavoro, perché in un ambiente non salubre non si può continuare a vivere, non si può continuare a procreare, perché lasciamo un'eredità di veleno ai figli e ai nipoti. Quindi il primo obiettivo politico di questo movimento, di cui abbiamo abbozzato un po' un'idea con Giancarlo, con Michele, sarebbe di lavorare in funzione delle prossime politiche, perché attenzione, il movimento deve essere un qualcosa a livello nazionale, perché il livello regionale e comunale, voi sapete che non incide, il comune non ha praticamente che compiti attuativi, la regione ha compiti attuativi, non decide sulle norme, l'unico che decide sulle norme è il Parlamento. A noi ci interessa arrivare in Parlamento e cominciare per esempio dai 4 obiettivi che ci eravamo posti. Il primo obiettivo, abbiamo mandato un documento alla segreteria di Costa, stiamo aspettando di essere ricevuti, in cui diciamo che vanno istituiti gli incentivi per il recupero di materia, perché è una presa per i fondelli dire che il recupero di materia è oggi al primo posto e ha 0 incentivi. Il recupero di energia, che sta sotto e oggi smaltimento, ha ancora oggi 8 miliardi l'anno a fondo perduto di incentivi. Cioè questa è una cosa che non è un conflitto da un punto di vista istituzionale gravissimo. Quindi quantomeno, mano a mano che scadono gli incentivi, vanno comunque subito messi gli incentivi per il recupero di materia, per il compostaggio aerobico e laddove serve anche per il riciclaggio dell'inorganico. Ultima cosa che forse ci aiuterà sul riciclaggio dell'inorganico è l'attuazione della responsabilità estesa del produttore. Non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare. È un concetto per cui chi produce gli imballaggi, per esempio plastica, carta, vetro, metallo, da oggi
non può limitarsi a dare un piccolo contributo che è stato misurato dall'antitrust pari al 20% del costo della raccolta, ma deve coprire finanziariamente e organizzativamente la raccolta e il trattamento degli imballaggi, almeno fino al 90%. Guardate, questa è una rivoluzione, perché quando è stato messo in discussione il fatto che determinate plastiche andarono tolte dal mercato, qui ci sono delle filiere che si sono rivoltate semplicemente perché gli toccavi un pezzetto. Qui oggi il CONAI dal 20% di copertura deve passare al 90%, deve mettere i soldi, perché sono loro che mettono nell'ambiente questi materiali e sono loro che devono coprire i costi che oggi sono coperti per il 70% da noi, cioè dai comuni attraverso la Tari, dato che noi già compriamo nell'oggetto e paghiamo già il costo del riciclaggio come consumatori, beh, poi lo ripaghiamo nella Tari. Ecco, stiamo parlando di questo tipo di concetti. Ecco, su questo vanno fatte delle battaglie in Parlamento. Noi avevamo fatto una raccolta di firme 2 anni fa su questo, sulla questione dell'inquinamento olfattivo. Ne vogliamo parlare del problema della puzza o no? Tuttora non c'è una normativa degna di questo nome su come si campiona, su come si caratterizza l'inquinamento olfattivo, che diventa molesto quando dipende da determinati impianti, che sono gli impianti dedicati ai rifiuti, ma anche zootecnici, ma anche gli impianti di depurazione delle acque. C'è una quantità di impianti che va oltre i rifiuti, che crea un problema di molestia olfattiva pesantissimo. Questa roba va affrontata. Hanno messo una norma nel testo unico ridicola che rigira alle regioni il compito di andare a verificare l'inquinamento olfattivo. Cioè la puzza è una cosa che non devi dimostrare, non c'è bisogno di misurare, si sente col naso, quindi è una cosa che la gente capisce subito e non è sopportabile vicino ai centri urbani. Su questa roba dobbiamo fare un passo avanti e approvare una normativa che possa essere finalmente degna di questo nome. Ecco, come vedete abbiamo fatto un passo, ma ce ne abbiamo ancora diversi altri da fare e secondo noi, modestamente, sarebbe importante che questi passi venissero fatti avendo un'organizzazione di riferimento che poi in qualche modo possa arrivare in qualche modo a essere un soggetto che si candida anche a affrontare questi problemi nelle sedi decisionali. È un punto di vista personale che offro alla discussione, poi ognuno di voi dirà che cosa ne pensa. Grazie. Grazie Massimo. Ci sono 3 punti che sono stati toccati che segnala Franco Rigosi, perché se nel tuo intervento riesci a dare, il primo è questo: nel documento che è stato fatto su Fusina si parlava di un aumento dei rifiuti del 50%, invece Gianni parla del 300% addirittura, cioè da 1 chilo a 3 chili e non da 1 chilo a 1,5 chili. Il secondo punto è che adesso Piras ha parlato di revisione dei piani. Ho la sensazione che potrebbe essere un boomerang per il Veneto, perché ho la sensazione che il piano che c'è adesso forse dovrebbe essere applicato piuttosto che revisionato, però lo chiedo a te Franco questo. E la terza è se qualcuno, Gianni o qualcun altro, ha qualche proposta già da fare, in particolare su questo ultimo punto toccato da Piras dell'inquinamento olfattivo, che mi pare importante ma difficile da affrontare. Quindi la parola a Franco Rigosi. Buonasera a tutti. Mi è stato chiesto di parlare di Fusina, della storia di Fusina, com'era, com'è, come sarà. Mi scuso con quelli che sono nella zona di Mestre, che in gran parte conoscono già la realtà, però forse è importante fare un po' il focus della situazione. Come un nonno vi racconto la storia. Dunque la storia comincia che c'era una volta un impianto di incenerimento a Fusina che bruciava rifiuti tal quale, e nel 2015 è stato chiuso perché si ritrattava, si macinava il rifiuto e lo si portava come CDR all'impianto Enel di Fusina.
Nel 2016 i sindaci hanno deciso di aprire ai privati una quota di Veritas e addirittura l'hanno portato a 45% la quota di privati, che prima invece era a 0. Quindi hanno venduto il 45% della società ai privati. In particolare è entrato, comprando queste quote, l'Ecoman e l'Agrilux, che sono entrambe del gruppo Finam di Mandato, che ha già degli impianti di trattamento dei rifiuti umidi in vari posti, in varie regioni d'Italia, e che era stato soggetto a condanne per affiancamento all''ndrangheta, e fin dall'inizio questo gruppo ha proposto di avere profitti, e quindi nel programma presentato ai sindaci si è parlato già nel 2016 di costruire inceneritori. Noi abbiamo protestato, solo pochi sindaci si sono opposti, hanno votato contro e la cosa è andata avanti. Nel 2017 il Veritas, anzi Ecoprogetto come si chiama la nuova società mista, ha chiesto l'autorizzazione regionale per 2 inceneritori di biomassa, cioè per poter bruciare legna vergine, sempre a Fusina, e ha avuto l'autorizzazione senza via, quindi tutto in segreto dentro gli uffici regionali. 2 impianti, uno da 16 megawatt e uno da 27,5. Ne ha costruito uno, e potenziandolo a 20 megawatt il primo invece che 16, e il secondo non l'ha costruito attualmente. Quindi dal 2018 diciamo c'era un inceneritore che bruciava legna. Nel 2019, siccome si prospettava la chiusura dell'Enel di Fusina dove andava il CSS, Ecoprogetto ha detto dove lo metto, e ha presentato in regione una richiesta di via per 3 inceneritori, di cui 2 sono quelli già autorizzati, di cui si chiede di cambiare il combustibile, quindi non usare più legna ma usare altri tipi di combustibili che adesso vediamo, e uno nuovo, uno più moderno, che però era molto più pericoloso, adesso vediamo, perché attualmente abbiamo nel nostro territorio un impianto di produzione del CSS che è autorizzato per 258.000 tonnellate, ma ne lavorava nel 2019, che sono gli ultimi dati, 150.000 tonnellate, portando ad avere 60.000 tonnellate di CSS finali da bruciare. Questi dati sono molto superiori a quelli attuali, che sono quasi dimezzati per il Covid, per la mancanza di turismo e per l'aumento della differenziata. Sono dati tutti vecchi. Comunque questi sono i dati di massima. C'era questo impianto di produzione CSS e il forno a legna, che comprava la legna in Slovenia pagandola e poi recuperava dall'energia elettrica prodotta il guadagno necessario per far funzionare il forno e avere profitti. Con la nuova autorizzazione viene chiesto di lavorare tutti i 258.000 tonnellate di secco per produrre CSS, per produrre 150.000 tonnellate di secco da vendere, dice Ecoprogetto. Dei due forni, quello esistente e quello nuovo, e il terzo, diciamo, nuovo completamente, per lavorare 450.000 tonnellate di secco, più 90.000 di percolato da discariche, 40.000 tonnellate anno di fanghi di depuratori civili. Questi ultimi naturalmente ricchi di porcherie di tutti i generi, in particolare di PFAS, che percolano delle discariche, si trovano nei fanghi della zona del Vicentino e del Padovano, e che la regione non sapeva come smaltire. Quindi si arriverebbe a 580.000 tonnellate da trattare invece delle 150.000 attuali di secco. E addirittura alla fine Ecoprogetto diceva che voleva vendere il CSS in surplus, non si sa a chi. Anzi, nella loro relazione continuano a dire che bruceranno solo il CSS prodotto dal nostro territorio provinciale più mogliano. In realtà i dati presentati mostrano proprio il contrario. Noi ci siamo subito mossi contro questo progetto. I motivi sostanziali sono quelli che ha detto Tammino, quindi non li ripeto, per i problemi energetici, problemi di inquinamento, per problemi di recupero di energia circolare. Abbiamo iniziato mobilitazioni,
abbiamo inviato subito osservazioni al via. Prima di tutto l'osservazione principale era che i 3 forni insieme fanno 67,9 megawatt termici, che sono superiori ai 50, per cui doveva andare in via nazionale, sotto i 50 è via regionale. E il coprogetto continua a dire: ma noi useremo solo 2 dei 3 forni, ma la legge dice che quando si presenta un progetto il giudizio va fatto su tutto il progetto, non su 2. Quindi noi su quello continueremo a batterci. Quello che è mancato è stata poi l'informazione al pubblico, il dibattito pubblico. Abbiamo provato ad avviare assemblee, abbiamo fatto una grossa assemblea a Mestre, ma poi è partito il Covid che ci ha bloccato e siamo dovuti ricorrere a riunioni Zoom molto meno numerose, e ci siamo mossi coi comuni del territorio della provincia, che sono 44, più Mogliano, perché nessun comune si era espresso su questi impianti a livello consigliare. E abbiamo fatto molte riunioni in Zoom, naturalmente, purtroppo, con le commissioni consigliari, con i comuni. Alla fine Chioggia e Portogruaro hanno votato contro questi impianti, Mira, Dolo, Spinea e Mogliano hanno votato a favore. Gli altri comuni, 39, non si sono espressi. Venezia non è arrivata al voto, si è fermata in commissione consigliare. E quindi la partecipazione dei cittadini e delle istituzioni su questo progetto è stata minima. La Regione invece è andata avanti e ha fatto la commissione via, dicendo che il terzo impianto, che era un impianto un po' particolare perché prevedeva l'essiccazione dei fanghi e del percolato di discarica per poi bruciare questi fanghi residui. La Regione ha detto, su nostra sollecitazione, perché noi abbiamo continuato a dire che alla temperatura dei forni a 1000 gradi il PFAS non si degrada, quindi finisce nell'aria e quindi ce lo respiriamo. E la Regione ha accettato un po' questa linea, ha detto approviamo come via i 3 impianti, però il terzo non lo facciamo partire finché non ci saranno maggiori dati sulla degradazione dei PFAS. Per adesso è intanto una piccola vittoria di aver rinviato il terzo forno. Naturalmente dopo la commissione via sono partite petizioni dei pediatri, dei medici di base, dei genitori, raccolte firme dei cittadini, abbiamo raccolto 15.000 firme. Appena finito il Covid abbiamo fatto una grossissima assemblea a Marghera, un'assemblea pubblica distanziati con più di 600 persone. Abbiamo presentato proposte alternative positive che partivano dal ritiro e dalla ridiscussione del progetto, ma soprattutto alla riduzione del rifiuto secco al massimo possibile per non aver bisogno di questi forni, anche perché la provincia di Venezia nel Veneto è quella col più basso livello di raccolta differenziata di tutte le province, è sul 64%. Abbiamo scritto a Zaia soprattutto, perché che sembrava la nostra controparte, il Presidente della Regione, che però non ci ha mai risposto, chiedendo di ridurre il rifiuto secco in tanti modi, fissando delle tariffe per il secco, per scoraggiarlo, cioè facendo pagare ogni sacchetto di secco che si porta, inertizzando e poi stoccando in discarica i percolati di discarica e i fanghi essiccati, perché non vanno comunque bruciati questi prodotti che sono pieni di rifiuti tossico-nocivi, di metalli pesanti, diossine. Quindi l'unica soluzione è inertizzarli, cioè mescolarli col cemento e portarli in discarica. Poi chiedevamo l'implementazione di raccolte separate di alcune filiere come i pannolini. Nel secco il 21% del secco sono pannolini e pannoloni, che già in Italia si raccolgono, e a Treviso, qua vicino a noi, c'è l'impianto che li ricicla per fare degli isolanti per l'edilizia soprattutto. Poi ci sono tutti gli ingombranti, c'è il recupero della biomassa legnosa, perché il coprogetto puntava a bruciare 150 tonnellate all'anno di rifiuto legnoso, che noi invece diciamo ha fatto il compostaggio, va favorita la filiera del legno di recupero e riciclo. Poi va obbligata la separazione della frazione umida da quella secca, perché a Venezia è ancora misto, cioè l'umido va assieme al secco. Poi va potenziato il porta a porta, che è quello che porta automaticamente, abbiamo visto, la riduzione all'aumento della differenziata e alla riduzione del secco. E poi ovviamente campagne di educazione dei cittadini per migliorare la qualità del secco.
e proponevamo, perché non ci nascondevamo, che c'era del CSS che in fase attuale è residuo, che attualmente viene portato a Brescia, e noi dicevamo il forno attuale che esiste già, che brucia legna, può nel frattempo bruciare quella quantità di circa 60.000 tonnellate di CSS, che attualmente però è ridotta a metà per il Covid, che è più che sufficiente per il nostro territorio, quindi brucierebbe quello che consumiamo noi, che è giusto che lo smaltiamo noi finché non riusciamo a portare a zero i rifiuti e portare al massimo una raccolta differenziata. Abbiamo chiesto anche insistentemente l'analisi degli effetti di queste inquinanti, quindi partendo dal latte materno, partendo dalle unghie dei bambini, come hanno fatto in altre località italiane, verificare lo stato attuale del danno dell'inquinamento, perché noi nella nostra zona siamo fuori limite per le PM10, per esempio 3 volte rispetto ai limiti europei. Così per gli ossidi di azoto siamo già fuori limite, quindi mettere degli altri impianti che peggiorino la situazione è una follia. Zaia, come dicevo, non ha mai risposto. Il Ministero dell'Ambiente, più volte sollecitato, ha chiesto delucidazioni alla Regione, ma non ha mai ricevuto risposta. C'è stato un incontro dell'assessore all'ambiente regionale col ministro Costa, che però ha dato nulla di fatto praticamente, anche se l'assessore ha detto che il ministro era d'accordo a bloccare il terzo forno e per il resto non aveva posto vincoli. In realtà sappiamo che il Ministero sta ancora aspettando e ha sollecitato una risposta dalla Regione, soprattutto per il punto a chi spetta la via, perché anche il Ministero ha molti dubbi che la via sia nazionale, non regionale. Intanto la Regione va avanti però. L'11 agosto ha fatto la conferenza di servizi che doveva essere quella finale per dare l'autorizzazione integrata ambientale. Naturalmente anche qui hanno rinviato come prescrizioni finali, rinviato il terzo forno, quello più, diciamo, peggiore. Hanno autorizzato 120.000 tonnellate anno di combustibile massimo nei 2 forni. Hanno detto che i percolati di scarica non si bruciano e non si possono bruciare in questi 2 impianti, ma invece i fanghi dei depuratori civili sì. E questo è brutto perché i depuratori civili, soprattutto nella zona di Vicenza e di Padova, hanno i FAS come i percolati, quindi purtroppo questo buco resta aperto. Hanno imposto di alberare tutto attorno all'impianto per mascherarlo, quindi una cosa ridicola. Hanno imposto la misura di diossine in continuo a camino e una linea di abbattimento degli ossidi di azoto sulla linea 1, che è quella che sta già funzionando e che è anche priva di un impianto Denox. Noi pensavamo che venisse pubblicato subito sul BUR, invece l'11 settembre la Regione ha chiesto a Ecoprogetto delle integrazioni entro 15 giorni. Delle integrazioni ridicole, cioè fatte alla fine di tutto l'iter burocratico, dopo quasi 2 anni, gli chiedono dove sono i termometri dentro il forno, gli chiedono una planimetria con lo stoccaggio dei rifiuti e la capacità massima degli stoccaggi, cioè delle cose che uno dice, ma cosa avete discusso fino adesso se non avete questi dati? Noi pensiamo che abbiano fatto queste richieste per avere il parere finale dopo le elezioni regionali, quindi dall'11 settembre arrivare a fine mese. Pensavamo che uscisse dopo le elezioni regionali, invece tuttora sul BUR non è uscito niente. Intanto ovviamente noi abbiamo continuato con la nostra battaglia. Avevamo avviato l'organizzazione di un convegno sanitario sugli effetti sulla salute dei fumi, con i pediatri soprattutto, ma il Covid ha bloccato tutto. Stiamo distribuendo in città questi striscioni che vedete anche dietro di me per tenere vivo il dibattito sulla cittadinanza che non sa quasi niente su questo impianto. Stiamo raccogliendo i fondi per il ricorso al TAR, perché appena esce sul BUR abbiamo 60 giorni per fare il ricorso al TAR e ci stiamo attrezzando con documentazione molto ricca sul ricorso al TAR. Ci sono state le manifestazioni durante quest'estate, Extinction Rebellion nei quartieri ha lavorato e c'è stato un grosso flash mob a Veritas del Climate Camp con circa 200 persone che sono entrate nell'impianto. Quelli stessi che sono entrati all'ENI, che sono stati poi diciamo perseguiti penalmente. Ci sono in vari comuni interpellanze. A Venezia è già stata depositata la mozione da Sara Wisman
per la richiesta delle analisi del latte materno e delle unghie, e anche a Mira si farà la stessa cosa, e si sta pensando di lanciare il boicottaggio di Veritas, perché Veritas vende l'energia elettrica, questa sporca prodotta nel proprio impianto, e noi chiederemo alla gente di cambiare gestore, perché molti qua hanno come gestore dell'elettricità Veritas. Diciamo che ci ha dato speranza, oltre al discorso che faceva Massimo dello sblocco Italia, che potrebbe darci delle speranze nuove sul piano regionale nuovo da rifare, che però, come diceva Michele, è quello vecchio non è stato mai applicato, anche se era abbastanza buono. Ci ha dato speranza la vittoria al Consiglio di Stato dei comitati contro l'inceneritore di Firenze, che è stato definitivamente affossato per problemi paesaggistici, quindi a Firenze è stato chiuso definitivamente il nuovo inceneritore, non si farà. E poi la speranza è che continuiamo le nostre vittorie, perché noi abbiamo vinto contro l'SG31, che era l'impianto di Marghera che volevano fare per i rifiuti industriali di tutto il nord Italia, e abbiamo bloccato l'impianto per rifiuti speciali a Mogliano, e quindi speriamo di poter bloccare anche questo di Fusina. Chi vuole più informazioni va sul sito di Opzione Zero, lo trovate in internet, dove c'è anche l'IBAN per contributi per il ricorso al TAR, specificando appunto lotta all'inceneritore. Lì trovate molti dati e vi consiglio di andare a vedere anche per l'avanzamento delle lotte e l'aggiornamento delle lotte quotidiane. Mi fermerei qua, adesso non so rispondere a Michele sul discorso del piano regionale, quando, se e come revisionarlo ovviamente. Certo che se si bloccassero i fondi che vengono dati all'elettricità prodotta dai rifiuti, cascherebbe il palco, perché a Fusina i 2 inceneritori nuovi la volerebbero per far guadagnare i privati con l'energia elettrica prodotta dai rifiuti. Quindi quello sarebbe proprio la ciliegia che taglierebbe le gambe ai nuovi progetti. Mi fermo qui, se ci sono domande sono a vostra disposizione. Gianni, volevi aggiungere una cosa per caso su... Sì, volevo solo dire, a parte che il piano regionale mi pare che scada quest'anno, perché era del 2000, approvato nel 2015, quindi sarà la nuova giunta che dovrà comunque approvarlo. Questo non vuol dire che lo farà in tempi brevi, ma comunque è in scadenza, quindi all'inizio dell'anno prossimo dovrebbero valutarlo. La seconda cosa, tu Michele dicevi la discrepanza sulla quantità di rifiuti prodotti da un inceneritore, e dipende se calcoliamo o meno gli ossidi d'azoto, perché è chiaro che poiché in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, se avevo 100 ho ancora 100, ma a questo 100 devo aggiungere, essendo un'ossidazione, l'ossigeno, perché la combustione è un'ossidazione. Quindi se aggiungo l'ossigeno ho 1,5 volte, ma se aggiungo che l'80% dell'aria è azoto e l'azoto in queste condizioni di temperatura si lega all'ossigeno e forma i famosi ossidi d'azoto, che sono il principale prodotto di risulta degli inquinanti di un inceneritore, come di qualunque combustione, io arrivo a 3 volte. Ok. Non so se sono stato chiaro. Perfetto, grazie. Se ci sono domande, sono le 5:15, abbiamo 3/4 d'ora, secondo il programma previsto, per interventi dai presenti. O vi fate vedere oppure mettete la manina sulla chat. Io faccio fatica a vederle tutte perché non si riesce a vederle tutte contemporaneamente, però io immagino che Tita o Daniela vogliano intervenire, immagino. Daniela sarei io? No. Donata, scusa, io ti chiamo sempre Daniela, ma sei Donata. Ma sulla questione, so che c'è questo problema dello smaltimento dei fanghi, soprattutto della zona qui dell'Arzignanese, che sono estremamente ricchi non soltanto di PFAS, ma anche di cromo. E allora, se vengono portati a alta temperatura, il cromo, per poter, secondo loro, scindere i PFAS, allora il cromo si trasforma in cromo esavalente, cancerogeno, che assolutamente non può essere accettato da una commissione che deve sapere cosa si produce, immagino, per approvare un progetto.
Poi c'è l'altra questione, che nemmeno con le alte temperature ormai è dimostrato che vengono eliminati i FAS, perché c'è la questione dell'inceneritore di New York, che sta facendo una lotta, in cui il comune di New York sta facendo una lotta durissima, perché hanno dimostrato che i fumi che bruciati da questo inceneritore, che brucia praticamente le schiume antincendio usate dall'esercito, dall'aviazione e dagli aeroporti. Praticamente queste schiume esauste sono praticamente ricchissime perché sono fatte con il PFAS. E queste schiume messe nell'inceneritore producono delle polveri ricchissime di PFAS che, a seconda che si misuri contro vento o a favore di vento, raggiungono i territori limitrofi, ma anche a parecchia distanza, raggiungendo quindi le parti abitate della città, eccetera. E c'è una durissima lotta per impedire che si brucino queste schiume. E quindi questo dimostra praticamente che non è possibile bruciare i PFAS, in quanto già a New York non ci sono riusciti. Non è che hanno detto aumentiamo la temperatura, a parte che a questo punto diventerebbe esosissimo questo processo, ma hanno detto semplicemente che queste schiume non si possono più bruciare, oppure cambiano il materiale con cui vengono fatte. Ecco, io volevo sottoporvi queste due questioni. Intanto l'assurdo di mettere a alta temperatura in fanghi conciari ricchissimi di cromo, va bene, basta andare a vedere i dati dell'ARPAB, e l'assurdo di pensare di bruciare ad alta temperatura i PFAS, quanto già da lungo tempo questa lotta del comune di New York sta dimostrando esattamente che non sono distruttibili. Tutto qua. Posso rispondere, posso precisare due cose. Quello di New York l'abbiamo portato in regione, ci è servita per bloccare un po' il terzo forno, sì, e per bloccare i percolati da discariche. Loro non hanno accettato che nei fanghi secchi dei depuratori civili ci sia tanto PFAS. L'altra cosa è quello del cromo. Si è diffusa la notizia, ma per ora non si sa, non c'è nessun documento, che i fanghi conciari venissero bruciati a Fusina. In realtà i conciatori stavano da tanto tempo pensando a un forno di essiccazione, che volevano forse farlo a Marghera, ma poi non sanno dove portare a bruciare quello che viene seccato. Il sospetto nostro era che venisse portato a Marghera, ovviamente, però ufficialmente i documenti non ce ne sono ancora. Ovvio che stiamo allerta, perché temiamo anche noi questa cosa. Ma scusate, però guardate che vengono già essiccati ad Arzignano i fanghi. I fanghi esportati per essere messi in discariche in Emilia Romagna sono tutti fanghi essiccati già nell'essiccatore di Arzignano. So che c'è il progetto per fare un essiccatore con ma loro sì, la IEM aveva un'area ha comprato un'area dove si lavora lì proprio nell'ex petrolchimico, e si pensava appunto, visto che la IEM è la municipalizzata di Vicenza, si pensava di unire un po' i conciari con questa municipalizzata e portarli a Venezia, però è proprio così. Non sento niente. Scusa Michele, se non c'è nessuno che deve intervenire. Chiara, vuoi intervenire per caso? Gianni, vai. No, se c'è qualcuno, meglio qualcun altro. Io avrei solo una cosa da aggiungere che non ho detto prima, e cioè il fatto che un'altra cosa da proporre è fondamentale, è quella di togliere la gestione della raccolta rifiuti alle multi-utilities, come ha fatto Forlì, che è uscita da ERA, ha costituito un consorzio di comuni chiamato ALEA. Da allora hanno aumentato fino all'81%, anche oltre, la raccolta differenziata, hanno ridotto del 65% il rifiuto secco prodotto, hanno creato le condizioni per cui già l'anno scorso 1000 tonnellate in meno di rifiuti sono state bruciate. Cioè non possono chiudere l'inceneritore, ma quello che possono fare, e quello che tutti possiamo fare, è di sottrarre materia prima che va all'incenerimento. Questo riduce ulteriormente. Se abbiamo la regionalizzazione, cioè l'impossibilità di importare
e se abbiamo minori quantità in loco è ovvio che non possono proporre, come stanno facendo a Padova, la quarta linea o il nuovo impianto a Fusina o quant'altro. Io ho alzato la mano. Giancarlo, parla. Ok, allora niente, volevo capire, anzi, volevo che Massimo ci spiegasse effettivamente la questione della VAS, se è la valutazione ambientale strategica può incidere sul termovalorizzatori di tipo quello di Fusina, che naturalmente era già un termovalorizzatore, da quanto mi diceva Franco, no? E da quanto sapevamo un po' tutti, ecco. Come può incidere questo su questo progetto, a prescindere che sia stata che sia la valutazione di impatto ambientale, da quel che si sa, abbia avuto esito positivo? Piras, vuoi? Finito. Innanzitutto quello che comanda rispetto alla questione è appunto, secondo me, la necessità di proporre pesantemente la revisione o un nuovo piano di gestione rifiuti, perché quella è la prima mossa che dovete fare. Cioè, se il vostro è scaduto è in via quindi di rielaborazione del nuovo, il nuovo non può essere condizionato da scelte che sono oggi all'opposto. Quindi qui non è più una questione di VAS, perché la VAS nazionale non è mai stata fatta rispetto a questi impianti. Quello che c'è da fare è che oggi gli impianti che devono essere previsti nei piani regionali sono gli impianti di recupero di materia. Questo è il punto centrale. E ovviamente lo smaltimento non puoi in qualche modo escluderlo, ma lo smaltimento si può tranquillamente fare con delle discariche controllate, perché ovviamente anche se voi siete abbastanza avanti, credo che voi state intorno al 75% in media di raccolta differenziata, però probabilmente ancora ci avete dei rifiuti non differenziati in qualche comune, che comunque sia, quelli si possono comunque trattare con impianti di trattamento meccanico-biologico per separare l'umido dal secco, e poi devono andare comunque in discarica, quindi delle piccole discariche controllate, quelle serviranno comunque, ma si può saltare tutta la fase del recupero di energia, che non è più oggi classificato come una fase parificata a riciclaggio. Dopodiché, sulla base di quello che comanda a livello regionale, che è il piano di gestione dei rifiuti, se questo voi riuscite a farlo approvare in un modo corretto, vi dovete opporre ovviamente se c'è una previsione che va in contrasto col nuovo decreto legislativo che recepisce l'851, è un decreto legislativo che vale per tutta l'Italia, non è che il Veneto è una nazione a parte. Su questo dobbiamo essere chiari. La regione deve applicare i criteri adottati dallo Stato, cioè la regione non ha un potere legislativo autonomo rispetto a questo. Si chiama piano di gestione perché gestisce cose decise dallo Stato, criteri generali decisi dallo Stato nel testo unico ambientale, che viene in qualche modo aggiornato di volta in volta che cambiano le norme, e adesso ovviamente è stato riaggiornato. Quindi su quello poi, una volta che il piano regionale è corretto, poi si faranno le valutazioni di impatto ambientale sui singoli impianti. Quindi non è più un problema di VAS. Il problema di VAS è se questo governo decidesse di riprendere in esame un piano di incenerimento nazionale o un piano di impianti di compostaggio nazionale, cosa che tra l'altro c'era nello Sblocca Italia. L'unica norma positiva che è rimasta inattuata era il fatto che è stato fatto anche un decreto attuativo prima di quello degli inceneritori. C'è un decreto attuativo tuttora in vigore che dice che le regioni debbono fare il censimento della necessità di compostaggio e determinare le regioni
l'ubicazione, la tipologia degli impianti. Questo è un decreto che è tuttora in vigore, fu approvato dal sottosegretario De Vincenti al posto di Renzi, e questo tuttora però non è disapplicato. La Regione Lazio ha fatto un piano rifiuti in cui ha fatto il calcolo della necessità di compostaggio, dopodiché non ha deciso né dove né quale tipologia, né ovviamente anche la grandezza degli impianti, che secondo noi devono essere sempre impianti piccoli, limitati alla prossimità dei comuni che conferiscono, quindi impianti di 20-30.000 tonnellate, sono impianti di compostaggio aerobico che si tengono tranquillamente in equilibrio economico, quindi su questo non c'è problema. Quindi il problema è nel caso chiedere anche l'attuazione di questo decreto attuativo, mi pare che del 4 marzo, adesso però non ci giurerei, però se andate su internet si trova facilmente. Volevo dire a Giancarlo che la VAS è obbligatoria sul piano regionale rifiuti, cioè quando faranno il piano devono fare la VAS prima assieme al piano. Poi i singoli impianti vengono approvati in commissione via invece. Volevo segnalare queste due cose che sono state dette relative alla proposta che è stata accennata da Franco del boicottaggio della Veritas, e poi anche appunto questo riferimento a Forlì per puntare alla riduzione forte. Io penso che siamo in questo momento ancora in una assenza di una grossa campagna popolare. Non basta la raccolta delle firme, ci vuole una cosa più aggressiva, più che vada sulla tasca della Veritas e che vada sul mettere in discussione il fatto che a Venezia non si fa ancora, a Venezia centro storico, non si fa ancora neppure la raccolta dell'umido, insomma, l'umido viene messo assieme al secco. Sono cose che gridano vendetta, e io penso che dovremmo lanciare questa campagna, in particolare sull'umido, che vuol dire quantità enormi di rifiuti in meno, e poi anche questa che diceva Franco del boicottaggio della Veritas. Però non so quante sono le utenze, se si sa più o meno qual è il peso di questa entrata per la Veritas. No, non lo so, e comunque stiamo discutendo tra le associazioni, le 20 associazioni organizzatrici di queste lotte contro l'inceneritore, per lanciare questo. Non è stato ancora lanciato, quindi verrà lanciato a breve, penso. Probabilmente appena viene pubblicato sul BUR. Non c'è nessun rischio nel lanciare una campagna di boicottaggio, perché non è che uno non paga, uno si toglie e passa a un'altra ditta, quindi non è un rischio come un'obiezione fiscale, insomma. No, ma volevo dare un peso mediatico a questo boicottaggio. Certo, altro che. Volevo capire se Elena pensava che Extinction Rebellion continuasse queste campagne che ha cominciato ad Altobello con le assemblee sugli inceneritori, se avete in programma altre iniziative, Covid a parte, insomma, non lo so. Se vuoi dire qualcosa. Sì, buonasera, grazie della domanda. Al momento anche noi siamo un po' fermi per quanto riguarda le assemblee che avevamo cominciato, appunto per utilizzare la cittadinanza, che spesso e volentieri non sa nulla di questi progetti, di questi piani che vengono fatti alle spalle della cittadinanza, e quindi la sensibilizzazione tramite l'organizzazione di assemblee popolari su un modello che conosciamo e proponiamo anche per altre lotte, e però appunto in questo momento siamo un po' fermi e stiamo cercando di capire se continuare con questa metodologia, perché appunto anche il Covid da questo punto di vista un po' ci impedisce, un po' ci frena, perché la gente magari non viene altrettanto volentieri e rischiamo di andare nell'illegalità a volte. Quindi per questo per quanto riguarda le assemblee. Per il resto noi continuiamo sempre a monitorare la situazione e volentieri collaboriamo con altri movimenti o organizzazioni del territorio, e
E niente, sì, comunque ci teniamo a rimanere in contatto, a rimanere aggiornati e stiamo pensando, valutando come proseguire questa lotta. Grazie. Altri interventi? Non vedo, ma sì, Giancarlo, la tua mano è quella vecchia, no? Giancarlo? No, è quella nuova. Michele, È una nuova. Guarda la chat, Michele, hai 3 domande di intervento. No, sto guardando appunto, c'è Giancarlo che ha rifatto la domanda e poi chi altro? No, c'è Marilena Taboga. Poi Non l'ha messo la mano alzata, ma l'ha scritto nella chat. Marilena, a te. Mi sentite? Perché ho qualche problema. Sì, ti sentiamo bene. Non ci vediamo, ma ci sentiamo. Allora, Sara Wiesmann, come Movimento 5 Stelle, assieme ai quelli che sono stati candidati sindaco, che poi sono stati eletti nel Consiglio Comunale di Venezia, ha presentato una mozione al Consiglio Comunale di Venezia affinché venga presa in esame l'effettuazione dei 2 biomonitoraggi, quindi contenuto di diossina nel latte materno e metalli pesanti a partire dalle unghie dei bambini di 6-9 anni. Allora, siccome Sara è presente, per cui può confermare questa cosa, mi è stato detto da più persone, che sono state da più consiglieri comunali, che non sono ancora state fatte le commissioni all'interno del Consiglio Comunale e quindi questa mozione verrà discussa non si sa quando. Allora, siccome mi pare sia un momento di ferma, di stasi generale, chiedo a Sara, l'ho già fatta presente questa cosa, se possiamo chiedere un Consiglio Comunale straordinario. Questa è la prima cosa, nel senso che mi pare in generale, come diceva chi mi ha preceduto, che del tema le persone non sanno, non conoscono e bisogna parlarne molto di più. E la gente non legge i giornali, guarda poco anche la TV regionale, quindi la notizia non gira e c'è una grandissima ignoranza, non conoscenza della cosa. E questa è la mia prima proposta. La seconda sarebbe questa. È vero che i medici sono strapresi in questo momento col Covid, però è anche vero che sotto traccia si sta continuando a fare un grande lavoro, Siro può confermare, Siro è il medico che è presente in questo gruppo, e io direi che siamo tanti qua. Se ognuno di noi facesse passaparola, dicesse alle persone che conosce, stampati i 2 appelli dei pediatri, portala al tuo medico di base, daglielo, e che si mette in contatto con la dottoressa Magagnato che fa da punto di riferimento in questa situazione, questo gruppo di medici, che è quasi un centinaio oramai, cioè i pediatri, sono tutti pediatri del territorio, non è mai successa, dico anche al Vicentino, alla zona del Vicentino, non è mai successo che tutti i pediatri si facessero carico di un appello così importante come quello che è stato fatto, ed è il secondo che ha una caratteristica, un'impronta politica molto forte. Nel secondo appello ci sono i 30 pediatri più un'altra 50 di medici e specialisti, ma stanno aumentando. Allora, credo, molti medici non sanno di questo. Credo sia molto importante che questo gruppo di medici faccia presente o chieda un'audizione al Consiglio Comunale, o il Consiglio Comunale chieda che i medici vadano a riferire, e in seconda battuta i medici, visto che ci tiene tanto, vadano a parlare con Zaia. È vero che la situazione è delicata, però la Regione su questa cosa qua non ha fatto uno stop, malgrado il Covid sta andando avanti, quindi anche noi dobbiamo continuare su questa traccia. Grazie. Laura ha chiesto di parlare. Sì, no, io sono Siro Almassoni. E niente, allora posso dire che nell'ultima settimana c'è stato un giro di email tra molti, hanno innescato dalla dottoressa Magagnato, pediatra, a cui hanno risposto moltissimi dei 100 firmatari della mozione in favore dei biomonitoraggi fatti. E adesso è in corso
qui a Mogliano, più che a me, è stata coinvolta anche, lei si coinvolge sempre volentieri, la dottoressa Vitalia Murgia, che proprio la conosce bene il professor Tamino dell'ISDE. È in corso adesso, si sta elaborando come primo passaggio una lettera che come medici vogliamo scrivere a Zaia per rinforzare le precedenti comunicazioni, come diceva Rigosi prima, a cui Zaia non ha mai risposto. Adesso come medici forse lo investiamo in maniera, come dire, più specialistica, come diceva Marilena prima. Questo. Bene, grazie. Posso intervenire? No, Laura ha chiesto la parola. Chiedete la parola in ordine, poi c'è Fausto e poi Teresa. Laura. Grazie. Sì, grazie. Volevo riprendere un paio di cose. Io sono di Schio, quindi noi abbiamo il nostro inceneritore. Parto dall'ultimo dei medici, io faccio parte di ISDE, la sezione di Vicenza, e devo dire che qui a Schio, che è sede di un inceneritore, dove probabilmente ci sono meno medici aderenti, quindi il discorso della sensibilizzazione dei medici è importantissima, ma anche molto difficile. Io volevo così un po' riallacciarmi a quello che prima ha detto Massimo, cioè fare un discorso politico sulla necessità di veramente costituire un movimento politico che non parte dai partiti, perché io posso fare questo esempio. Quest'estate noi abbiamo pubblicato ed ha avuto un'ampia eco anche sulla stampa locale un intervento sull'inceneritore di Schio, in quanto abbiamo riportato dei dati relativi al teleriscaldamento, cioè relativi al fatto che la società, che è una società pubblica, e anche su questo avrei da dire qualcosa, sul fatto che la società con grande orgoglio diceva che avrebbe investito altri milioni nel teleriscaldamento. Siamo andati a vedere i conti e come abbiamo scritto rispetto al piano industriale, loro sono riusciti a vendere, dopo aver speso 20 milioni della collettività, sono riusciti a vendere il 60% in meno del calore che avevano previsto, quindi ogni anno rispetto agli introiti previsti perdono 1.700.000 euro. Non sono riusciti a venderlo questo calore, quindi evidentemente il piano era sbagliato. E tutto questo ci ha portato comunque, per realizzare questa rete di teleriscaldamento, ci ha portato ad aumentare la potenzialità, nonostante la popolazione fosse contraria. Quindi attualmente noi di tutto quello che bruciamo a Schio è prodotto in loco soltanto, intendo nell'Alto Vicentino, è prodotto soltanto il 24% dei rifiuti. È stato appunto pubblicato questo intervento in piena campagna elettorale e io mi sarei aspettata che così ci fosse un po' una levata di scudi, visto che sembrava che tutte le stupidaggini del mondo fossero un pretesto per intervenire, per farsi così non vedere. Nessuno ha detto una parola su questo. Noi avevamo anche dei candidati locali di Schio, nessuno ha aperto la bocca, perché su questo c'è come dire, un accordo trasversale, così come c'è da parte delle associazioni che sono state citate prima, come Legambiente. Per cui è davvero importante che noi veramente facciamo politica, ma nel senso più puro del termine, ecco, anche se come ci insegnano le lezioni quest'estate la strada è lunga e difficile. Per quel che riguarda le società pubbliche, qui a Schio la società che gestisce l'inceneritore è una società a intero capitale pubblico, i soci sono i comuni,
dell'Alto Vicentino. Ciò nonostante diciamo la gestione non viene, cioè con molta fatica noi cittadini riusciamo a farci sentire. Addirittura qualche anno fa hanno fatto una fusione per incorporazione della società che gestisce la raccolta dei rifiuti, la raccolta e il recupero, con la società che gestisce lo smaltimento. E questo ha portato chiaramente al sacrificare sull'altare dell'inceneritore tutte le scelte della maggior parte dei comuni rispetto al recupero di materia. Quindi io credo che la cosa su cui dobbiamo veramente in qualche modo, anche in questi tempi difficilissimi di Covid, che è usato veramente per bloccare l'informazione, anche su molte altre cose, dobbiamo cercare di darci da fare per veramente informare i cittadini e per fare delle azioni concrete che diano risalto. Secondo me il boicottaggio di Veritas potrebbe essere davvero un ottimo punto di partenza. E non dimentichiamoci, secondo me, mai di... io naturalmente quello che mi ha avvicinato a questi temi è sempre stato l'aspetto della salute delle persone e dell'ambiente, però credo che per vincere queste battaglie noi dobbiamo anche essere molto bravi a affrontare, fare emergere tutte le contraddizioni che ci sono dal punto di vista economico, perché su questo nessuno, cioè quando io dico che l'inceneritore di Schio perde ogni anno 1.400.000 euro perché non riesce a vendere il calore che produce, do un dato che nessuno può smentire e do un dato che anche le persone che sono più lontane dagli argomenti di tipo ambientale sono in grado di capire, perché il sindaco quando produce la Tari sa che deve far tornare i conti con i soldi dei cittadini e quindi su questo dobbiamo veramente lavorare tanto. E poi ecco, vi ringrazio per aver organizzato questo, che spero sia il primo di una lunga serie di incontri. Grazie a tutti. Grazie a te. Fausto ha chiesto la parola, poi Giancarlo cedi il posto intanto a Teresa e poi tu Giancarlo. Vai Fausto. Sì, buonasera a tutti, sono Fausto Tosato, vi seguo da Cerea in provincia di Verona. Permettetemi di salutare il professor Tamino, che sarebbe stato nostro gradito ospite per una conferenza su Costituzione e difesa dell'ambiente che non abbiamo potuto svolgere causa Covid. Detto questo, mi è piaciuta molto l'intervento di Massimo Piras in merito alla questione di far pagare la produzione di rifiuti direttamente a chi le produce. E sarebbe veramente importante arrivare a un concetto di questo tipo, ma aggiungerei io anche di non fermarci al 90% in modo da coprire quindi al 90% le spese di smaltimento, ma anzi andare oltre questo 90% per riuscire anche a rientrare le spese di disinquinamento. Con la mia piccola associazione ambientalista qua del Basso Veronese facciamo spessissimo raccolte di rifiuti abbandonati lungo le strade di campagna specialmente, eccetera. E ci rendiamo conto che è un problema veramente potente questo qua, dell'abbandono dei rifiuti, e non deriva sostanzialmente come spesso le amministrazioni come dire, liquidano il problema dando la colpa agli incivili di turno e per lo più agli extracomunitari che sono più incivili degli altri. Ma probabilmente il problema diventa anche deve esserci sostanzialmente una facilità nel conferire il rifiuto, e questa facilità deve essere anche favorita dal fatto che quel conferimento lì è già pagato a monte dall'azienda che li produce. Io lavoro in un'azienda metalmeccanica che fa beni di consumo e vi assicuro che mi piange il cuore vedere che ogni giorno
lasciano dalla mia azienda 2 bilici di polistiroli. Hai chiuso il microfono? Hai chiuso il microfono, Fausto? Sì, scusate, col mignolino ho chiuso il microfono, non so quanto mi avete Due perso. bilici di polistiroli da imballaggio che ogni giorno vanno ad inquinare il mondo e non sappiamo ben come vengano smaltiti. Ora, se la nostra azienda, come tutte le altre aziende che producono beni di consumo, dovesse pagare alla fonte effettivamente per questo smaltimento completo, anzi addirittura aggiungere una quota per riuscire anche a fare un'operazione di disinquinamento di quanto poi non viene conferito legalmente, ecco, io dico sarebbe quello veramente un passo avanti anche per riuscire poi in termini legislativi a mettere sullo stesso piano tutte le aziende a livello europeo addirittura, perché altrimenti se chi ci fa concorrenza sleale che viene da un'altra nazione non ha questo tipo di tassa alla fonte, ecco che tutto sarebbe vanificato. Per cui arrivare al concetto che noi come cittadini non possiamo, come dire, contribuire al costo del prodotto. Cioè deve essere l'azienda che si fa carico totale del costo del prodotto e nel costo del prodotto ci deve finire gioco forza lo smaltimento del corretto, meglio se riciclaggio, dell'imballaggio, che poi alla fine sono quasi tutti imballaggi. E quindi studiare meccanismi a norma di legge per come dire, incentivare appunto questa chiusura finale del cerchio. Grazie a tutti. Posso intervenire un attimo, dire una precisazione? Franco. All'estero stanno lavorando molto sulla lotta all'obsolescenza programmata dei prodotti per non produrre rifiuti, cioè per non arrivare alla fine per avere rifiuti. Io in questi giorni ho cambiato il frigorifero dopo 10 anni che l'avevo comprato e mi hanno detto che i frigoriferi nuovi durano da 5 a 10 anni. Una volta duravano 30 anni. Allora in Francia hanno già fatto una legge contro l'obsolescenza programmata, cioè sono studiati in modo che dopo un tot di tempo questi prodotti manufatti vanno buttati via e rifatti. Cioè a monte bisogna ridurre la produzione di rifiuti, quindi ridurre la produzione di beni perché devono durare di più, devono essere aggiustabili. Ecco. Ok, Teresa? Io volevo fare un intervento appena possibile. Sì, dopo Teresa apri il microfono. Sì, adesso lo apro. Ciao, sono Teresa Lapis, insegno a San Donà di Piave. Scusate, sono arrivata tardi, ma ho fatto lezione anche stamattina. Mi è venuta solo in mente una cosa, spero di essere breve, ma io vi dico, io queste cose metà non le sapevo, io sono una giurista, mi informo, ma tutte queste informazioni che ho ricevuto in questa 40 minuti che c'ero, sono secondo me delle motivazioni per delle illegalità mantenute, non trasparenti, di uno Stato non di diritto. E vi faccio una proposta che secondo me potrebbe coniugare le possibilità di denuncia, informazione e anche di comportamento evidente che esprimono queste illegalità. E quali sono? Adesso vi dico, allora, il criterio è trasparenza, accesso universale e rendicontazione sociale. È chiaro che qui stiamo parlando di rendicontazione sociale. La Laura prima ha parlato di spesa pubblica che spreca, e questo è un reato amministrativo, cioè un illecito amministrativo, e la gente lo deve sapere e lo devono motivare. Quali sono le motivazioni? Per farlo devono essere richiesti. Quando sono richiesti, l'accesso è universale e il responsabile del procedimento non può rispondere no, ti rispondo dopo, ha i tempi previsti da legge, poi deve dare una risposta, il responsabile, motivata e congrua, fondata, e dice sì lo so, non lo so, lo chiedo a Pinco. Nella documentazione che noi evidenziamo possono essere coinvolti tutte le persone a riguardo, perché noi non sappiamo chi è responsabile, sappiamo che succedono, e mi sembra che
che da quello che è stato detto, tutte le persone che ci sono qua, che sono degli esperti, possono, io adesso vi dico due cose, però insomma, possono essere destinati a Zaia, alla Corte dei Conti, alla Prefettura, all'Associazione dei Sindaci, al sindaco dei comuni coinvolti, agli industriali, cioè tutte le persone che sono coinvolte che possono dare una risposta. L'oggetto qual è? Qual è l'oggetto? Sapere, avere la documentazione, perché noi abbiamo saputo queste cose, non tutti lo sanno, l'ho detto anche prima, non sanno questo. Allora noi vogliamo sapere questo, qual è la documentazione e le fonti, perché, e le motivazioni per cui sono prese queste decisioni o questi comportamenti, che sono anche di omissione, e i comportamenti di omissione sono assolutamente illeciti, civili, penali, amministrativi, con le conseguenze del caso. Dopodiché si manda per conoscenza anche al difensore civico, che mi hanno detto che c'è ancora, al Consiglio della Regione a Zaia, e poi naturalmente in riferimento anche a quello che ha detto prima Franco, perché l'agenda il 1 luglio 2020 l'Europa, e con l'Italia sottoscritto, ha fatto un'agenda di fattibilità sull'attuazione dei 17 obiettivi di Agenda 2030 che coinvolgono anche questo tema. Adesso io non so dirlo, molti di voi lo sanno collegare molto meglio, io sono una giurista e un insegnante, quindi collego solo, fattibilità di quanto viene espresso da Agenda 2030, firmato il 1 luglio 2020, se voi andate a guardare c'è tutta la fattibilità, cosa dobbiamo fare, le azioni. Allora loro firmano le leggi europee, come dice anche il riferimento alla Convenzione dei diritti umani, la CEDU, che è riferita a tutta la giurisprudenza, riferisce queste cose, quindi anche la giurisprudenza è interessata a queste motivazioni che non ci sono, vengono fuori responsabilità amministrative, e quando noi abbiamo dato l'oggetto, diciamo a chi mandiamo tutte queste persone, perché devono dirci chi è responsabile, chi possiamo dire, chi può dire qualcosa. Visti tutte quelle cose stanno detto, visti quello ha detto Laura, quello ha detto Pinco, quello ha detto Pallino, io sono arrivata anche in ritardo, ma sono state dette moltissime evidenze che possono essere oggetto di denuncia o richiesta di trasparenza e comunicazione alla gente, tutta la gente, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, in collegamento col 32. Io insegno a scuola, quindi io lo manderei anche all'ufficio scolastico regionale, alla dottoressa Palumbo, perché queste informazioni, dato che si parla tanto di educazione civica e quant'altro, dovrebbero essere trasmesse ai presidi, non soltanto nel Vicentino. Noi abbiamo persone che vengono su e giù, cioè il territorio esprime una mobilità di lavoratori, famiglie, che riguardano anche i nostri ragazzi, e la tutela del minore è ancora di ordine pubblico. Ecco, io vi dico soltanto questo, che secondo me, se facciamo una bella letterina c'è l'accesso, non ci rispondono, si può andare sul giornale dicendo: guardate, scusate, noi abbiamo chiesto, Pinco, Pallino, sempre non ci ha risposto nessuno, come state dicendo voi. Abbiamo chiesto di avere accesso ai documenti e alle giustificazioni, e lo dite anche a dei soggetti, a delle istituzioni come la Corte dei Conti, Laura, che potrebbe esprimere. Io l'ho fatto 10 anni fa, e la Corte dei Conti poi ha fatto, diciamo, notizia crimini, si chiama informazione. Ecco, scusate, io ho finito, ma penso che potrebbe essere, può darsi che no, però ho dato il mio contributo, scusate la lunghezza. Grazie, ho finito. Massimo, accenditi il microfono, Giancarlo, stai cedendo anche a Massimo, poi parli tu, dai, chiudi tu l'incontro. Allora, sì, no, io volevo richiamare l'intervento che è stato fatto da alcuni, in particolare Fausto nell'ultima ha citato la rilevanza di quello che dicevo prima rispetto alla responsabilità estesa del produttore, cioè il fatto che i consorzi dei produttori associati al CONAI di fatto oggi sono già per legge dal 3 settembre obbligati a contribuire o finanziariamente o anche operativamente, quindi sostituendosi alle aziende comunali, per coprire il 90% dei costi di raccolta e trattamento. Quando si parla di trattamento significa il ciclo che va
dal recupero fino allo smaltimento, perché il trattamento è comunque il ciclo completo, non certamente purtroppo la bonifica, perché quella è una materia che è in capo alle regioni e che non può essere in qualche modo addebitata ai produttori. Però questa è già norma attiva. Il problema è poi vedere quando si tradurrà con un decreto attuativo, perché questi signori immagino ci abbiano adesso delle notti insonni per capire come coprire dal 20 al 90% tutta questa roba che loro mettono in circolo e che poi paghiamo noi il recupero e il trattamento. Però volevo illustrare molto sinteticamente, siccome ho accennato a questa bozza di un documento che ho mandato a Michele, ho mandato a Giancarlo e ad altri per questa traccia di un movimento ecologista nazionale che si basa dalla possibilità che le associazioni di base, i comitati, le associazioni che si occupano di questi temi possano cominciare a mettere su questa rete che poi secondo l'intenzione sarebbe quella che diventi poi un soggetto politico oltre che civico, perché non basta più essere associazioni che combattono e fanno i ricorsi eccetera eccetera, qui bisogna arrivare laddove si decide, questo in poche parole. Una delle proposte che modestamente io mi ritengo di poter in qualche modo sottoporre anche a voi è una proposta che riguarda tutto l'aspetto della riduzione dei rifiuti e del riutilizzo, che sono due cose di cui si parla molto ma non si fa praticamente quasi nulla in Italia. Di riduzione dei rifiuti e di riutilizzo nessuno o quasi nessuno ha promosso iniziative concrete. E a fronte di questo c'è anche un problema di quella che è la dispersione in mare delle plastiche, che voi sapete a quale livello siamo arrivati. Una dei componenti più importanti di questo problema è il PET, che è la bottiglia dell'acqua minerale, le bottiglie in plastica di polietilene tereftalato, che tra l'altro ha una duplice veste. È un polimero che in genere viene recuperato perché è prezioso, si può riciclare in parte, eccetera, eccetera. Ma noi sappiamo che il Corebla, il 50% delle plastiche che recupera, il 50% le manda in incenerimento, anche di PET, attenzione, perché non è che il PET venga recuperato integralmente. E tra l'altro queste bottiglie sono uno dei principali componenti di questa dispersione in mare. C'è un dato che non so se voi sapete, insomma ho fatto una rapidissima verifica su internet. Noi siamo i terzi produttori e consumatori mondiali di PET, cioè l'Italia viene dopo il Messico e un altro paese dell'est europeo con il consumo di 10 miliardi di bottiglie l'anno, 10 miliardi. Allora, questa proposta quale sarebbe? Quella di, visto che l'economia circolare si basa sulla riprogettazione e sul riutilizzo, cominciare a mettere su un gruppo tecnico per dire puntiamo all'eliminazione del PET perché è il componente massivo che viene prodotto come imballaggio per l'acqua minerale e siamo appunto i primi produttori, con l'adozione del ciclo di non più dell'usa e getta, ma del recupero e riciclo del contenitore con la cauzione finale. Da questo punto di vista si potrebbe ritornare all'uso del vetro, che oggi è particolarmente basso come prezzo, cioè il vetro è praticamente diventato una cosa che non vale quasi più niente, mentre il vetro ha una riciclabilità praticamente infinita, perché non ha quasi una perdita di materia nel riprocessamento. Siccome questa norma è stata anche approvata dal Parlamento, l'uso sperimentale del ritorno del contenitore con cauzione,
Non mi risulta che questa sperimentazione sia partita da nessuna parte, ma in Germania per esempio c'è, e fanno ovviamente questo ciclo. Ecco, l'eliminazione di 10 miliardi di bottiglie mettendo in campo il riutilizzo del vetro, secondo me provocherebbe un grosso risultato dal punto di vista dell'impatto ambientale che noi abbiamo sulla dispersione in terra, in mare e sull'incenerimento del PNT, che non è vero affatto che viene poi tutto trasformato in pile. Questa è una favoletta che viene detta e che è valida solo per una piccola parte. Ecco, mi sembrerebbe un obiettivo di livello italiano, se non europeo, però limitiamoci intanto alla possibilità di applicarlo in Italia con il ritorno al vetro per l'acqua minerale e per le bevande in generale. Grazie. Giancarlo, il tuo intervento. Sì, scusate, allora, saluto tutti. Andreina, ciao. Ciao Andreina. Ciao. Ciao. Allora, io intanto ringrazio prima l'intervento di Jessica, mi sembra, sulla questione di cosa fare, eccetera. Quindi io direi... Elena. Elena, sì. Io direi, con l'aiuto un po' di tutti, eccetera, di inventarci prima di tutto delle mobilitazioni che possono tranquillamente partire da noi stessi, insomma, ecco. Quindi, e quindi parlarci al più presto di questo. Non so se abbiamo tutti i contatti, se siamo ancora, cioè, se vogliamo mettere i contatti all'interno di questa chat per poi di conseguenza confrontarsi con questo tema. Poi io vedevo praticamente su un documento dell'ISPRA 2016 che parlava, la Regione Veneto praticamente parlava di un potere di interruzione ancora 2016, quindi probabilmente il valore è ancora precedente al 2016, di un potere di incenerimento di 426.000 tonnellate annuo. Quindi a questo punto non riesco a capire bene i numeri, se nel 2016 avevamo 426.000 tonnellate, siamo nel 2020 in teoria e la Regione Veneto dice che ha aumentato la raccolta differenziata, e non riesco a capire perché l'inceneritore di Fusina deve funzionare, l'inceneritore di Schio ugualmente, e aumentare la produzione anche su quello di Padova. Questa è una nota. E poi ecco, concludo, se posso, ringraziando insomma tutti quanti quelli che hanno partecipato, praticamente anche quello che mi hanno aiutato un po' in far sì di questo incontro, quindi Michele, alla Laura, alla Stefania, anche all'Alessandra di Padova, e poi chiedo soprattutto che non sia lasciato un po' a perdere, perché ogni incontro di questo tipo, come ogni incontro che si fa, è un po' un vuoto a perdere, e quindi io vorrei che ci fosse ancora, avessimo la possibilità ancora di contattarci, eventualmente anche per delle azioni, diciamo, in carattere territoriale, perché è logico, queste sono le nostre potenzialità per il momento, e quindi io vorrei concludere intanto momentaneamente. Se qualcuno non ha i contatti o ci vuole lasciare i contatti appunto sulla chat, oppure a Michele direttamente, no, non so. Giancarlo, i contatti ci sono tutti, perché tutti hanno o aderiscono al forum rifiuti, o aderiscono al forum regionale, o aderiscono al forum per mestre. Questa è stata, diciamo, la cosa minore. L'importante invece, la cosa maggiore, sono le iniziative da fare, come nel Covid, con la difficoltà che abbiamo, però oggi ne sono state presentate una serie. Io non vorrei adesso dire buttiamo via, siamo qui, tra l'altro questo incontro è stato registrato, e quindi potremo rivedercelo per chi non l'ha visto tutto, o per chi vuole riprendersi le proposte e le analisi fatte dall'inizio alla fine. E voi sapete che da anni noi abbiamo l'incontro del Forum Rifiuti Zero regionale, che in questi 2 mesi ultimi ovviamente è stato sospeso per questioni sia elettorali che di Covid prima,
ma che si può riprendere con questa forma e con questa anche efficacia, non ovviamente ogni volta con tutto l'insieme delle questioni assieme, ma puntando a un programma di lavoro che deve essere operativo. Io credo che su questo si possa fare un bel passo avanti nelle prossime settimane. Penso che possiamo forse salutarci. Non so se Sara volevi dire qualcosa. No? Chi è? Maria Elena. Dimmi. Sì, prima avevo chiesto di intervenire, ma... Chi è? Chi è? Sara. Sara, sì, ma non si vedeva la mano. No, l'avevo scritto in chat, veramente. Ah, ecco, io vedo le manine alzate. Sara, parla e poi Maria Elena, vai. Sì, no, volevo solo intervenire per quanto riguarda quello che aveva detto Marilena Taboga poco fa. Noi abbiamo presentato questa mozione perché avevamo messo all'interno del programma proprio di portare avanti la questione sui 2 monitoraggi biologici, quello delle unghie e quello sul latte materno. Per cui sono stati coinvolti anche gli altri, tutti quelli che effettivamente avevano dato la disponibilità anche in campagna elettorale, e anche loro hanno firmato per portare avanti questa richiesta. Per quanto riguarda, era una precisazione su quanto diceva prima Marilena. Effettivamente non sono state ancora istituite le commissioni, per cui non si possono portare le questioni in commissione, però la mozione, quella lì, andrà direttamente in consiglio, non andrà in commissione, a meno che il consiglio non chieda di discuterla prima in commissione, prima del voto, cioè a un passaggio differente rispetto a un'interrogazione o un altro tipo di atto. E il primo consiglio sarà fatto tra pochi giorni, ma hanno già un ordine del giorno bloccato che è sulla questione dei pili e non credo che daranno spazio alle ulteriori mozioni che sono già diciamo in elenco, anche perché ci sono mozioni, soprattutto quelle della maggioranza, che avranno sicuramente una via preferenziale rispetto alle altre. Per cui non c'è una data precisa per quanto riguarda la discussione di questa mozione. Quindi trovo buona l'idea di eventualmente chiedere un consiglio straordinario votato da tutti i consiglieri e quindi un consiglio dei consiglieri. In quel caso lì, se si raggiungono le firme, come è stato fatto con i pili, hanno una scadenza entro cui indire questo consiglio. E no, non entro nella parte politica perché essendo parte delle istituzioni, quindi essendo un soggetto politico, non voglio entrare nel discorso politico che ha fatto poco fa, però mi dispiacerebbe che si perdessero comunque le competenze e le possibilità che abbiamo comunque di portare avanti ragionamenti, portare avanti istanze per motivi divisori. Sarebbe meglio includere più che dividere. Ecco, l'unica cosa che mi sento di dire. Grazie Sara. Maria Elena, l'ultimo intervento, poi chiudiamo. Sono anch'io un attimo una domanda. Carlo, va bene. Maria Elena. Volevo solo fare un appello solo per unire le forze. In chat penso di aver già beccato qualcuno. Se qualcuno è di Padova, qua nel quartiere, io sono nel quartiere 3 di Padova e dove è fisicamente l'inceneritore e assieme a quelli della consulta A e della consulta B, alcuni ovviamente, e un paio di comitati, il comitato San Lazzaro, il comitato Stanga, stiamo cercando di unire un attimo le forze e vedere di fare qualcosa. Abbiamo partecipato alle consulte, almeno alla consulta B ho partecipato del 3B e poi c'è una rappresentante anche della consulta 3A. Insomma, se qualcuno è di Padova, io volentieri lascio il contatto e vediamo di unire le forze. Adesso ho visto una ragazza, Alessandra, non so, adesso io che già mi ha contattato e sono contenta. Se c'è qualcun altro, ben volentieri uniamo un attimo le forze per questa quarta linea che vogliono fare. Grazie. Carlo? Sì, volevo qualche chiarimento, non so se ho perso un attimo magari per distrazione, ma se c'è stato raccolto quella richiesta di approfondimento o di ulteriori documentazioni che condividevo sull'inquinamento da odore olfattivo, perché effettivamente ci sono poche cose in internet. Ho messo nella chat i 2 documenti che si trovano, non sono recenti, sono appena
preliminari, diciamo. Volevo capire se c'era qualcuno che aveva delle esperienze, quali ragionamenti sottendeva a quell'intervento che voleva approfondire questa cosa prima. Una domanda a tutti: come si fa a tenere la chat una volta che chiudiamo Zoom? Forse file, forse. No, forse no, non lo so. Ci deve essere un saldo. Che adesso questa indicazione che dai tu, quando chiudiamo Zoom sparisce. Se l'hai tu forse salva, forse. No, io non lo vedo. Va bene. L'hai registrato, Michele? Hai registrato? Sì, l'ho registrato, ma non so se registra la chat anche. Forse no. Credo chat, di no. Io la salvo, di solito faccio, la prendo tutto quando faccio a scuola. Ah, la prendi e la copia, ho capito. Selezione e la copia. Va bene. Gianni, volevi dire qualcosa su questo olfattivo? Allora, solo un breve cenno, e manca la normativa. So che in Germania la stanno elaborando. C'è un problema che è difficile avere una strumentazione chimica adeguata, però esiste un metodo che è comunque riconosciuto, che è quello dei cosiddetti nasi umani, cioè si può avere e lo fanno alcuni laboratori, alcune strutture, di mettere in una griglia persone che percepiscono, abituati a percepire odori, e percepiscono gli odori e sono in grado di dire quando questo è rilevante. È un metodo evidentemente non misurabile in maniera precisa, ma la cosa più banale, e lo diceva anche Massimo prima, è che l'odore lo sentiamo tutti, basterebbe quello per far capire. È difficile poi portarlo a livello di un contrasto, di una contrapposizione. Questo è il motivo per cui, mentre alcuni odori lo stiamo facendo per esempio nella zona di Chiampo Arzignano per quanto riguarda i sulfuri, che sono più facili da monitorare, anche misurare, per altri odori come quelli per esempio degli impianti di rifiuti o di frazione organica dei rifiuti solidi urbani, al momento i nasi funzionano a Limena, dove c'è un impianto di biogas. Questo ha identificato in maniera precisa la zona, mettendo persone che non sapevano dove erano gli impianti, ha identificato in modo preciso da dove venivano gli odori e che erano collegati a quel tipo di impianti, creando disagio nella popolazione. Flash, se è possibile. Il sistema che cita Gianni si chiama olfattometria dinamica e noi abbiamo scritto una proposta di legge che è scaricabile dal sito leggerifutizero.org, completa, con quello che ha in qualche modo normato la questione dell'inquinamento olfattivo in Lombardia. Lì c'è una normativa già da vari anni. Con lo stesso ingegnere abbiamo scritto questa normativa con cui abbiamo raccolto anche migliaia di firme, però era una petizione nazionale. Il testo è scaricabile, ci sono tutti i riferimenti tecnici per una norma che potrebbe essere in qualche modo approvata dal Parlamento. Lo puoi mettere in chat? L'indirizzo ce l'hai sotto mano? www.leggerifutizero.org. Ah, proprio quello, va bene. C'è una campagna, si chiama Cambiamo l'aria, e ci sono 3 proposte di legge. Quella sull'inquinamento olfattivo, c'è proprio tutto l'articolato già definito, c'è quella sulla responsabilità estesa, che però di fatto è stata già normata adesso, noi l'abbiamo scritta 3 anni fa, e quella sulla tassazione per gli inceneritori. Una cosa che ho dimenticato di dire, perché abbiamo proposto, e è fattibile, perché c'è già una normativa nazionale che aveva introdotto nel 2016 la tassazione, ma solo per gli inceneritori che non fanno recupero energetico, però per un 20%, cioè aumentando la ecotassa regionale. Noi abbiamo proposto l'ecotassa di triplicarla e di tassare tutti gli inceneritori, perché non cambia, poi producono prodotti che vanno in discarica, quindi il fatto che recupero energia è una cosa veramente banale e secondaria. E queste 3 proposte di legge sono state scritte proprio come proposte articolate, articolo per articolo, per essere approvate in Parlamento, cosa che non è mai avvenuta. L'abbiamo mandata a vari esponenti, ci hanno detto sì, bravi, però poi è finito lì, perché non mi pare che ci sia riscontro. Questo è il problema per cui servirebbe un movimento
politico che si occupi concretamente di portare queste cose in Parlamento e di farle approvare se possibile. Scusa, la legge è quella che troviamo nel documento petizione popolare per legiferare che avevo a suo tempo scaricato da Opzione Zero, credo, è quella lì, o un'altra forma adesso, un'altra, perché la vostra mi pare per l'economia circolare. È quella Carla. È quella lì, perfetto. Sì. Va bene. Ok. Siamo? Grazie. Tutti quelli che non hanno il lenzuolo no inceneritore Fusina che mostra Franco, a chi lo possono chiedere, Franco? Opzione Zero, sì. Opzione Zero, ma non c'è un posto a Mestre dove se ne possono lasciare 10? Rivolta anche c'è. Rivolta, e non si possono portare 10, per esempio, a Rilibri o all'Eco Istituto e sapere a che prezzo si danno? Sì, si può, 5 euro costano. Bene, facciamolo allora, dai, e poi cominciamo a far girare. Ci siamo? Noi di XR possiamo dare una mano, perché abbiamo degli stencil, possiamo dare una mano nella produzione dei lenzuoli, se volete. Ecco, benissimo. Cioè, li state già producendo o potreste farlo? Sì, no, li abbiamo fatti per noi, al tempo abbiamo acquistato tot di lenzuoli, ne abbiamo prodotti alcuni per noi, però gli stencil ce li abbiamo ancora noi e quindi dovrei vedere con Mattia se è più utile darli a loro o se qualcuno si vuole rivolgere a noi, alla fine è uguale. Ma penso. certo, ma no, più posti ci sono dove prendere, meglio è. Se no, Opzione Zero è a Mira, non è a Mestre, insomma, quindi... Bene.